Allora, torniamo qui ad affrontare questi temi come molto territoriali, estremamente territoriali, perché tanti dicono ma qui non c'è, in Veneto non c'è la mafia, invece Francesca Salviato, bisogna ricordare che lo attestano non solo le indagini che sono state svolte, gli esiti eccetera giudiziali, poi gli studi che sono stati condotti anche dall'Università di Padova, il professor Barbonetti, con dati testuali di presenze nella nostra regione. Sì, i dati che abbiamo portato anche sulle nostre slide non fanno altro che attestare e confermare che purtroppo il Veneto non possiamo neanche più parlare di infiltrazioni soltanto, ma di una presenza delle mafie. Come vedete, tutti i dati proiettati presentano degli aumenti quasi esponenziali in alcuni casi di segnali che le mafie ci sono. D'altra parte il nostro territorio, il nostro tessuto economico, che è fatto da piccole e medie imprese, da un benessere, esatto, si presta moltissimo a questa presenza, perché abbiamo comunque un tessuto economico che fa valore, che produce, che quindi fa ricchezza. Abbiamo anche una tolleranza, se possiamo dirla così, nell'opinione pubblica rispetto all'arricchimento fatto magari al di là dei controlli pressanti, che sono ovviamente necessari perché si stia all'interno delle norme. Abbiamo anche geograficamente un territorio che è crocevia fra est e ovest, e nord e sud, e quindi è veramente, se pensiamo all'interporto di Verona, dove è il posto dove avvengono gli scambi commerciali proprio nella traiettoria est-ovest, ma anche nord e sud verso il Brennero. Quindi siamo un territorio produttivo, ricco, dove le mafie e la criminalità organizzata possono veramente attecchire, perché hanno bisogno di riciclare il denaro. Infatti i reati sono quelli di usura, estorsione, riciclaggio denaro, come diceva lei, delitti informatici, truffe, frodi informatiche, tutte cose che magari una volta non erano ascrivibili direttamente alla mafia. Esattamente, non erano ascrivibili alla mafia, ma adesso, proprio perché c'è questo bisogno di trovare la modalità di reinserire nel mercato legale, nella produzione legale, i soldi che vengono fatti in altre attività illegali, qui dove si produce è ovvio, è normale, è facile più che altro che arrivino in modo più importante le organizzazioni di stampo mafioso. In realtà il territorio anche a volte può richiedere, perché è vero che arrivano e c'è questa grossa possibilità di riciclaggio del denaro illegale. È anche vero che a volte, non lo diciamo noi, ma l'ha detto il colonnello Storoni, che era il capo della DIA del Triveneto, che qui effettivamente hanno riscontrato che a volte anche gli stessi imprenditori, per risolvere delle situazioni in modo veloce e un po' più facile, si approcciano alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, e magari anche attraverso i professionisti, i colletti bianchi, che cercano di fare da facilitatori rispetto a questa modalità di sviluppo economico, che non è uno sviluppo economico. La mia domanda così buttata là, che abbiamo visto nel sud Italia storicamente la mafia è entrata dove mancava lo Stato, mancanza di Stato in un modo o nell'altro, di sicurezza, di legalità, di tutele, legalità tra virgolette, di tutele, riesce a far breccia in modo importante la mafia, quindi è l'altro Stato sostanzialmente. Qui da noi ha incominciato, ha preso piede in modo importante quando c'è stata la mancanza di supporto da parte delle istituzioni a crisi aziendali di un certo tipo, dove le banche dovevano aprirsi maggiormente, facilitare determinati approcci in un momento di grande criticità, ricordiamo il 2008-2010, questo non c'era, quindi lì c'è stata apertura. Non è che dove lo Stato è troppo complicato, dove l'apparato pubblico diventa farraginoso, complesso eccetera, lì c'è più facilità di trovare altre vie per chi vuole, comunque deve perseguire quell'obiettivo.
Allora, che gliela butto lì, non lo so. Sicuramente le crisi economiche facilitano l'introduzione di modalità economiche che vanno anche al di fuori di quelle che sono le regole e le norme. In realtà però c'è proprio una opinione pubblica forse anche che può facilitare l'idea che fare impresa voglia dire comunque superare quegli ostacoli burocratici che non sono degli ostacoli di per sé, perché se stiamo all'interno di norme uguali per tutti, tutti hanno le stesse possibilità. Se invece si cercano le facilitazioni, queste possibilità di una libera concorrenza, di uno sviluppo economico e sociale all'interno di una comunità viene meno. Il problema è questo. Poi le banche che non hanno fatto credito, è vero, c'è stata una restrizione nell'erogazione del credito. In realtà in anni come quelli che ha citato lei, dove c'era comunque un quantitative easing e quindi la possibilità di erogare credito, ma erogare credito a quelle aziende che comunque rispettavano determinate regole, avevano dei bilanci trasparenti, effettivamente dove c'erano delle possibilità anche di sviluppo economico e di progetti produttivi validi, ma invece se i bilanci non rispettano quelle norme, no? Si è parlato tanto di Basilea 1, 2, certo, ecco, e i bilanci delle aziende non possono essere sempre in perdita con debiti fiscali che sempre e continuamente vengono rateizzati, quindi vuol dire che manca a volte anche una progettualità finanziaria che si riscontra poi in bilanci che non rispettano il vero valore dell'impresa, perché le imprese venete hanno valore, certo. Però bisogna anche verificare questo. Messaggio: ho 79 anni e vi seguo sempre, siete un sindacato di pensionati molto attivo e anche al di sopra delle parti politiche. Gianni di Mestre. Insomma, fa piacere anche il messaggio di Gianni. Tornando qui a noi, 55.824 reati spia in Veneto, abbiamo visto quali sono i reati spia, 270 interdittive antimafia tra il 2022 e il 2023, con un aumento del più 1185%. Rispetto al periodo pre-Covid, chiamiamolo esatto, così, sono tanti, perché sono decisamente troppi. Esatto. Ecco. Poi a proposito di banche, segnalazione alla Banca d'Italia di transazioni di denaro sospette 22.074, più 29% rispetto al pre-Covid. Anche qui sono parecchie. Siamo la quarta regione in Italia come numero di segnalazioni. La prima è la Lombardia. Ma magari da altre parti non si fanno tante, che è il discorso delle multe. Potrebbe anche essere questo, ma ormai le normative sono veramente importanti e quindi su questo aspetto il problema è che magari ci sarebbe bisogno di più segnalazione da parte dei professionisti di quelle attività che adesso Banca d'Italia, la UIF, la Banca Centrale Europea hanno implementato. Ecco, poi attenzione, vediamo l'ultima slide, ci sono i reati anche ambientali, ma vediamo in che settori operano le mafie soprattutto. Allora, noi abbiamo visto negli più importanti processi per mafia che si stanno tenendo qui in Veneto per la criminalità organizzata, sicuramente abbiamo un 35% di reati relativi proprio all'antiriciclaggio, quindi alla reimmissione di denaro e per evasione fiscale e evasione contributiva. Abbiamo poi un 40% di reati relativi proprio all'uso della violenza, quindi detenzione di armi, perché anche questo è un aumento che c'è stato in questo periodo, e un 23% per traffico di stupefacenti. All'interno di questi reati, soprattutto nella prima parte, ci sono i reati ambientali. Infatti noi ci siamo trovati spesso e volentieri con Legambiente e Libera a costituirci parte civile nei processi, da soli, noi, CGIL,
Libera e Lega Ambiente, proprio per questa sensibilità che abbiamo. Siamo in chiusura, facciamo vedere l'ultima slide per vedere in che settori operano, così vi rendete conto della vastità dei settori, perché abbiamo traffico di stupefacenti, come ci spiegava la responsabile, edilizia, turismo, gestione dei rifiuti, gioco d'azzardo e scommesse, e qui si apre un vortice, magari faremo un approfondimento sul gioco d'azzardo perché tanti telespettatori ci sollecitano, riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti, acquisizione di aziende in crisi di liquidità tramite usura ed estorsioni, e qui è un altro capitolone incredibile che è preoccupante. Decisamente preoccupante, perché la nostra regione è una regione che si merita di svilupparsi bene, e come il professor Parbonetti ha fatto proprio degli studi importanti su questo. Allora io vi ringrazio anche a lei, il tempo è letteralmente volato, quindi parleremo ancora di questo naturalmente, segretario, perché sono temi che poi a voi stanno a cuore, poi quando ci sarà sottoapertura dei campi. No, io volevo ringraziarvi per lo spazio che ci avete dato per affrontare questo tema, insomma, quindi... Che è molto molto significativo. Certo. Ecco, abbiamo fatto il focus, come vedete il sindacato si occupa anche di queste tematiche, non è che ne è al di fuori, non è che segue, ma trasversalmente segue tutti gli ambiti dell'economia, del sociale e anche delle età, a prescindere, proprio perché lo SPCGL ha una certa età, ha esperienze anche in altri settori. Voi come sempre sollecitateci, abbiamo ricevuto le vostre mail per quanto riguarda, come dicevo prima, il gioco d'azzardo, che è una problematica che sentite anche molto, la riportiamo qui con voi presenti anche al sindacato, ma ci sono altre questioni e quindi vi invito a chiamare direttamente lo SPCGL nelle sedi, a farvi controllare la pensione già che ci siete, che male non fa, e a scriverci quando avete voglia di avere necessità di avere degli approfondimenti. Grazie ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti. Grazie allo SPCGL del Veneto, a voi buon proseguimento.